piante sradicate, il vento che fa volare i coppi dai tetti su un'auto sfondandola, momenti di tensione a Marostica, nuova ondata di maltempo in Veneto, allerta gialla anche nelle prossime ore. Ennesima vittima in moto sulle strade della regione, in Agordino muore un centauro tedesco di 47 anni, escursionista slovena 54 anni, trovata senza vita nella zona di Cortina. Clochard invalido brutalmente picchiato in stazione a Padova, uno studente 19enne di Preganziola e la sua fidanzata lo soccorrono, è successo ieri sera, lo rifarei, dice il giovane. A Belluno, dopo il violento pestaggio di un 46enne egiziano, scattano 6 DASPO per i soggetti autori dell'aggressione, dovranno restare fuori dai bar del centro per un anno. A Jesolo arrivano rinforzi contro le risse, Maranza avvisati, l'ha disposto il comando provinciale dei Carabinieri di Venezia, 20 nuovi militari che prenderanno servizio. Avvistati dai cani nella notte mentre fuori va a fuoco il fienile, 2 anziani di Refrontolo sono riusciti a mettersi in salvo, notte di mobilitazione per i vigili del fuoco. Il rispetto e la memoria sono stati il fil rouge del tradizionale concerto di fine anno al Palla Alberta di Montegrotto, suonato dagli alunni delle scuole medie Vivaldi e Facciolati, un momento speciale dedicato a Niccolò Legnaro, scomparso poco tempo fa. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale di Antenna 3 e tanta cronaca all'interno del nostro telegiornale. E come dicevamo, tanta cronaca all'interno di questa edizione a partire dal maltempo che si è abbattuto violentemente a Marostica, un tappeto di grandine, piante sradicate, il vento che ha gettato i coppi da un tetto che si abbattono su un'auto sfondandola. Vediamo il racconto di Vanessa Banzato. Pochi minuti di raffiche di vento, forte piogge e grandine sono bastati per creare pesanti disagi a Marostica. I momenti di più alta tensione si sono vissuti in Piazza degli Scacchi, dove il vento ha alzato la guaina del tetto di uno degli edifici storici che s'affacciano sulla scacchiera. Si sono staccati pezzi di intonaco e i coppi sono volati dall'alto, finendo sopra un'Audi che era parcheggiata, sfondando il tettuccio. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco che hanno transennato l'area antistante la palazzina e chiuso preventivamente la strada per permettere le operazioni di messa in sicurezza. I pompieri sono saliti sul tetto con gli appositi mezzi per valutare lo stato delle cose e capire come muoversi. Fortunatamente nessun pericolo legato alla staticità del tetto è stato riscontrato e in serata è stato riaperto in piazza l'accesso ai veicoli. Nelle prossime ore i proprietari dell'edificio penseranno alla sistemazione della struttura ammalorata dal maltempo. Ma oltre a questo incidente, guardate il tappeto di ghiaccio alle porte della città degli Scacchi, come mostrano le immagini di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. E poi rami sradicati, piante piegate, tanto che è stato necessario chiudere tutti i parchi comunali per garantire la sicurezza. Tutto, ripetiamo, è avvenuto in una manciata di minuti. Il sindaco Mozzo è stato presente per tutto il pomeriggio per seguire l'evolversi dei danni del maltempo e ha lanciato anche un appello ai residenti. Abbiamo avuto parecchie segnalazioni di criticità, soprattutto per quanto riguarda alberi schiantati a terra e tutta una serie di alberature, soprattutto nella maggior parte private, ai confini con le aree comunali, quindi le strade di pertinenza, che sono cadute a terra. Ed è qui che interviene duramente il sindaco Matteo Mozzo, rivolgendosi soprattutto ai privati. Devo dire che questa cosa qua sta succedendo fin troppo spesso, in quanto l'amministrazione comunale sta facendo tutta una serie di manutenzioni straordinarie per il mantenimento del patrimonio arboreo di proprietà. Faremo un'ordinanza anche per i privati, perché è giusto che la gente controlli le alberature all'interno dei propri confini, che non mettano a rischio la vita degli altri. Ecco, anche perché in alcuni casi si parla di piante di una certa dimensione. Il primo cittadino ha fatto in tutto il territorio comunale sopralluoghi, compreso in centro storico, dove il vento ha staccato dal tetto alcuni coppi volati su un'auto parcheggiata. Siamo proprio in Piazza degli Scacchi, passano tantissime persone e quindi è giusto controllare, fare le verifiche perché sia tutto in sicurezza. E in Val di Fanes si sono purtroppo concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'escursionista slovena di cui non si avevano notizie da sabato scorso. Il corpo della 54enne è stato ritrovato in una forra nei pressi di Ponte Outo. Le fasi di recupero si sono concluse attorno alle 17. A segnalare la scomparsa dei carabinieri di Ortisei era stata la madre, preoccupata perché non aveva più contatti con lei. Ieri l'auto della donna è stata trovata nel parcheggio all'entrata
all'entrata del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo. L'analisi delle celle telefoniche hanno rintracciato l'ultima attivazione alle 7 di domenica mattina a Carrosà e da lì che il soccorso alpino, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri e volontari l'hanno cercata anche con gli elicotteri, droni e 2 unità cinofili molecolari. Dopo il recupero della salma sono stati avviati gli accertamenti di rito per chiarire le circostanze dell'accaduto. E si estendono a tutta la provincia di Venezia e oltre le ricerche di Mattia Testi, il 19enne di Spinea di cui non si hanno più notizie da 5 giorni, dopo un litigio con un amico nel parco di Via Bennati. Sono riprese sin dalla mattinata a livello provinciale le ricerche di Mattia Testi, il 19enne scomparso dal 4 giugno da Spinea. Dalle attività di localizzazione svolte nelle scorse ore da Via Bennati, sempre a Spinea dove il 19enne si trovava durante la sua ultima apparizione, attraverso il GPS non è emerso niente, racconta il sindaco Franco Bevilacqua. Quindi sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero, con le unità cinofile, i carabinieri con delle unità, la polizia comunale con delle unità e la protezione civile sia quella di Venezia che quella di Spinea. Quindi si è fatta una ricerca a tappeto in una zona dove potenzialmente poteva esserci il ragazzo. Ora il ragazzo non è stato trovato e questo è positivo per alcuni versi. E questa è la ragione per la quale le ricerche si sono estese oltre il territorio comunale. Grande la preoccupazione di tutta la comunità, in primis della famiglia di Mattia, per questa scomparsa ancora senza un perché. L'unica cosa certa è che il 19enne, prima di non dare più notizie di sé, sembra avesse litigato con l'amico con cui si era trovato nel vicino parco e che in un momento di rabbia avesse rotto il cellulare dopo averlo gettato a terra. Noi non abbiamo una conoscenza esatta dei fatti che sono accaduti, ma comunque sicuramente anche in una discussione tra amici non sono certo cose di gravità inaudita, per cui la scomparsa ha sorpreso tutti, anche gli amici che sono come la famiglia, sono preoccupati anche loro e noi come comunità siamo preoccupati. L'amministrazione comunale, in costante contatto con le forze dell'ordine, sta seguendo la vicenda con grande apprensione, rinnova la vicinanza ai familiari e lancia un appello a Mattia affinché torni a casa presto. Avverti la famiglia che ti hanno cercato, li stanno cercando in maniera abbastanza anche preoccupante, perché quando uno si allontana senza comunicare nulla, una persona, io lo vedo, penso da padre, mi preoccuperei insomma di quello che succede. Tutti pensano magari al peggio, speriamo che non sia così e noi ci aspettiamo insomma che magari anche le autorità, che sono sempre state molto efficienti, in qualche maniera riescono, estendendo la ricerca, a trovarlo. E oggi anche l'ennesima tragedia sulla strada. Un motociclista di nazionalità tedesca di 47 anni è morto stamattina sulla provinciale numero 3 fra Gosaldo e Rivamonte a Gordino in seguito a uno scontro con una BMW Serie 1 guidata da un 30enne del posto. Le cause della collisione sono al vaglio dei carabinieri di Falcade, allertati assieme ai sanitari del SUEM dagli amici del motociclista che viaggiava con lui. Lo scontro è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al 47enne. Ferite di media gravità invece per l'automobilista e il figlio minore che viaggiava con lui, trasportati all'ospedale di Agordo. Una strada particolarmente insidiosa, la provinciale che collega Gosaldo a Rivamonte, piena di dossi, saliscendi e curve strette. Saranno ora i rilievi dei carabinieri a stabilire le cause dello scontro. In fase di valutazione ci sono anche la velocità e una manovra errata. Ed è appunto un tragico bilancio, quello che arriva dalle strade tra Treviso, Belluno e Pordenone. 5 centauri morti in appena 3 giorni. Sul territorio si riaccende quindi l'allarme sicurezza. 5 mortali in appena 3 giorni non sono solo una tragica coincidenza, ma un segnale che riporta con forza il tema della sicurezza stradale al centro del dibattito. L'ultima tragedia è di oggi, quando un centauro tedesco di 47 anni ha perso la vita tra Gosaldo e Rivamonte dopo essersi schiantato contro un'auto. Nonostante l'intervento dei sanitari, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Con l'arrivo della bella stagione aumenta il traffico di moto e scooter e il rischio sulle strade cresce in modo evidente. Sarebbe opportuno che tutti gli utenti che utilizzano i mezzi a 2 ruote abbiano una capacità visiva, quindi si facciano vedere in maniera importante da chi poi
utilizza l'auto, perché è importante, come si diceva prima, il riconoscimento reciproco, perché un motociclista l'auto la vede, un automobilista la moto la vede con certe condizioni. Un fenomeno che si inserisce in un trend già in crescita. Secondo i dati forniti da ACI Treviso, il parco moto è aumentato del 22% tra il 2016 e il 2025, con un incremento ancora più marcato pari al 67% tra il 2016 e il 2024. Più mezzi sulle strade significa anche più esposizione al rischio, dove distrazione e alta velocità possono fare la differenza in una manciata di secondi. La velocità è importante, ma naturalmente io ho sempre valutato, anche per esperienza di tipo personale, che il riconoscimento reciproco tra l'automobilista e il motociclista è l'aspetto fondamentale, perché l'automobilista deve essere in grado di riconoscere il motociclista. Una sequenza di tragedie che impone una riflessione urgente. La crescita della mobilità su due ruote deve andare di pari passo con una maggiore prudenza e una cultura della guida più consapevole. C'è ancora molto da lavorare, c'è ancora molto da fare. Come provincia di Treviso in questi anni abbiamo investito molto sia con i drive camp all'interno degli istituti scolastici, sia con i corsi di formazione per gli over 65. E anche questo ha aiutato a far diminuire il dato relativamente alle vittime lungo le strade. Infatti il nostro centro di monitoraggio ci dice che rispetto al 2024 nel 2025 le vittime sono state il 50% in meno. Infatti nel 2024 le vittime sono state 70 e nel 2025 36. L'obiettivo è quello di arrivare a vittime zero lungo le strade. Infortunio sul lavoro nella zona industriale di Vittorio Veneto alla ditta IRCA SPA Zoppa Industries. Un lavoratore di 46 anni residente nella provincia di Treviso e dipendente di una logistica esterna è rimasto gravemente ferito durante l'attività. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe stato investito da un muletto nel corso di una manovra effettuata all'interno dell'azienda. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM e il 46enne è stato poi elitrasportato in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso. E ci spostiamo ora a Belluno, dove arrivano i primi provvedimenti amministrativi del questore dopo il violento pestaggio avvenuto lo scorso marzo in centro storico ai danni di un cittadino egiziano di 46 anni. Un anno lontani da bar, pizzerie e locali del centro storico è la misura decisa dal questore di Belluno nei confronti dei 6 giovani coinvolti nel pestaggio del cittadino egiziano di 46 anni avvenuto attorno alle 3 della notte del 22 marzo scorso. Un'aggressione violenta ripresa anche con un telefonino, le immagini diffuse in chat su WhatsApp che da una settimana scuote la comunità bellunese. A poco più di 2 mesi da quell'episodio violento e ancora immotivato nel cuore di Belluno, il questore Roberto Della Rocca ha adottato 6 provvedimenti di il cosiddetto DASPO urbano, notificati ai componenti del gruppo, 4 maggiorenni e 2 minorenni, tutti fra i 17 e i 20 anni ritenuti coinvolti nell'aggressione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'aggressione è iniziata davanti alla tabaccheria Falcomer sotto i portici di Piazza dei Martiri, con ripetuti spintoni che hanno fatto cadere il malcapitato almeno un paio di volte e si è conclusa sul marciapiede di Via Loreto, dove i ragazzi hanno infierito selvaggiamente sull'uomo, oramai a terra, colpendolo con calci e pugni anche alla testa. Ora per tutti è scattato il divieto di accesso e di stazionamento nei pressi dei locali del centro cittadino. Le misure avranno validità di 1 anno. Per 3 dei destinatari saranno in vigore dalle 18 alle 4 del mattino, per gli altri nell'arco dell'intera giornata. Il provvedimento previsto dalla normativa sulla sicurezza urbana punta a impedire il ripetersi di comportamenti violenti e a contrastare fenomeni di devianza giovanile nei luoghi della movida e della socialità cittadina. L'attenzione deve essere alta, ma deve esserci un confronto serio e in questo momento anche determinato. Dobbiamo far capire ai ragazzi che ad ogni azione corrisponde una reazione e questo è un minimo di upgrade su quello che è una certezza della risposta anche, ahimè, quella giudiziaria. Il fronte delle indagini è seguito dalla Procura di Belluno per i 4 ragazzi maggiorenni, dalla Procura dei minori di Venezia per i 2 minorenni del gruppo. Dopo la notifica degli atti, il questore ha incontrato personalmente tutti i ragazzi, un momento di confronto che accanto all'aspetto sanzionatorio ha voluto richiamare l'attenzione sulla consapevolezza delle proprie azioni, sul rispetto delle regole della convivenza civile e sul ruolo degli adulti nell'ascolto e nell'accompagnamento dei più giovani.
Ci spostiamo ora nel Vicentino perché c'è stato un tentativo di furto sventato all'ospedale di Sant'Orso. Un addetto alla vigilanza è rimasto ferito durante una colluttazione con una persona già nota ai servizi. Momenti di tensione nella serata di ieri all'ospedale di Sant'Orso, dove il pronto intervento del servizio di vigilanza ha consentito di bloccare un tentativo di furto. Un individuo già conosciuto dai servizi è stato visto mentre si aggirava tra i corridoi della struttura sanitaria. Un vigilante è intervenuto per chiedergli che cosa stesse facendo e tra i due è nata una colluttazione. Ad avere la peggio è stato proprio l'addetto alla sicurezza che ha riportato un trauma giudicato guaribile in 30 giorni. Accompagnato al pronto soccorso, la guardia è stata trattenuta in osservazione per la notte, successivamente dimessa. L'aggressore è stato identificato e il personale dell'azienda sanitaria ha chiamato i carabinieri per gli accertamenti. L'uomo è stato denunciato per lesioni personali e tentato furto. Il direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana, Giovanni Carretta, ha sottolineato come l'episodio dimostri l'importanza della presenza dei servizi di vigilanza negli ospedali, ringraziando il vigilante per il suo intervento e augurandogli una pronta guarigione. Un clochard invalido brutalmente picchiato in stazione a Padova. Uno studente 19enne di Preganziola e la sua fidanzata l'hanno però soccorso. È successo ieri sera. Forse una richiesta di elemosina, forse una parola in più. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scattare la violenza intorno alle 22 in stazione a Padova. Vittima un clochard invalido picchiato da un uomo. Ad assistere alla scena Mattia, 19 anni, studente trevigiano, e la fidanzata. La coppia, dopo una giornata trascorsa nella città del Santo, sta aspettando il treno per rientrare a casa quando il rumore di una bottiglia di vetro buttata a terra attira la loro attenzione. Ho quindi alzato lo sguardo e ho visto questo signore buttare a terra e poi colpire più e più volte, addirittura calciandolo in faccia, un altro signore che in stampelle in quanto aveva una gamba amputata. Sono subito intervenuto insieme a dei ragazzi che si trovano là per verificare come stesse il signore aggredito e metterlo in piedi. E subito dopo sono andato ad avvisare la polizia. Mattia, insieme ad altri ragazzi, aiuta il senzatetto a rimettersi in piedi, evitando che i due tornino in contatto in attesa dell'arrivo della polizia. Una violenza gratuita, racconta ancora lo studente. Ero piuttosto preoccupato per le condizioni della vittima, dunque non ho indugiato a intervenire. Momenti di tensione, ma Mattia è certo di una cosa. Ovviamente lo rifarei. E a Jesolo arrivano i rinforzi contro le risse e la violenza giovanile. L'ha disposto il comando provinciale dei Carabinieri di Venezia. 2 squadre di intervento del 4° Battaglione Veneto e 10 militari che si uniranno ai colleghi già operativi. È quanto disposto dal comando provinciale dei Carabinieri di Venezia per la stagione estiva a Jesolo, dopo gli scontri tra giovani avvenuti nelle ultime settimane. Ai 10 militari messi a disposizione del comando Legione Veneto se ne affiancheranno altrettanti provenienti dagli istituti di formazione. Inoltre sono state dislocate 2 squadre di intervento operativo che opereranno soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne, svolgendo pattugliamenti e posti di controllo per far fronte a eventuali risse o episodi di violenza, come quelli avvenuti precedentemente in via Herrera o in piazza Mazzini. Si tratta di assetti operativi connotati da una spiccata mobilità specifica, il cui impiego è disposto dal Comando Generale, con l'obiettivo di qualificare le attività di prevenzione operando in ausilio ai reparti dell'arma territoriale, per contrastare le emergenti criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica in determinate aree del Paese. Infine, il recente trasferimento della stazione Carabinieri di Jesolo in via Cesare Battisti, una posizione strategica in città, consentirà maggiore vicinanza al cittadino e una proiezione esterna più efficace con pattuglie che possono raggiungere in breve tempo ogni luogo del territorio jesolano. E gli investigatori sono al lavoro per risalire all'identità del presunto adescatore che ieri pomeriggio in zona aeroporto avrebbe tentato di adescare una giovane offrendole in cambio denaro.
Avrebbe avvicinato una ragazza offrendole 100 euro e insistendo dopo un primo rifiuto avrebbe ritentato raddoppiando la proposta economica. Il racconto contenuto nella denuncia presentata alle forze dell'ordine dopo un episodio che sarebbe accaduto lunedì pomeriggio in zona aeroporto a Belluno e sul quale sono in corso verifiche. Una segnalazione comparsa nelle ultime ore sui social network ha acceso l'attenzione a Belluno. Secondo quanto riportato in un messaggio pubblicato in forma anonima sulla pagina Facebook 6 di Belluno Se, una giovane sarebbe stata avvicinata nel pomeriggio da una persona a bordo di un'automobile. Stando al racconto diffuso online, l'uomo avrebbe inizialmente offerto del denaro alla ragazza, aumentando poi la somma dopo un primo rifiuto. La giovane, sempre secondo quanto riferito dall'autore della segnalazione, avrebbe immediatamente contattato il padre, spaventata dall'accaduto. Nel post si legge inoltre che sarebbe stato annotato il numero di targa del veicolo, che potrebbe essere una Mini Minor. L'episodio risalirebbe attorno alle 17:15 e la polizia, informata dell'accaduto, sta valutando gli elementi raccolti fino ad ora. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte degli investigatori e la ricostruzione si basa esclusivamente su quanto riportato nella segnalazione pubblicata sui social. Per questo motivo ogni eventuale accertamento resta demandato all'attività delle forze dell'ordine. L'invito anche da parte dell'autore del messaggio è quello di evitare la diffusione di informazioni non verificate e di rivolgersi direttamente alla polizia nel caso si disponga di elementi utili o testimonianze relative all'episodio. Avvisati dai cani nella notte mentre fuori va a fuoco il fienile, si salvano 2 anziani di Refrontolo, per loro solo un grande spavento e una leggera intossicazione. E allora come che c'era là? Poi? Vede che la baia, ho detto ma cos'è? Cos'è? E anche l'altra, tutte la super porta, dopo apre la porta là e viene una fiammina là a metà, come tipo garage, insomma, ecco, che si mette dentro le cose degli attrezzi, no? Ho visto una fiammina, col fumetto sopra, guarda e vede il fuoco. Beh, c'è mio marito, viene fuori. Intanto le partì subito il fuoco di corsa. E lei andava su per un fuoco su in cima. Un rogo spaventoso iniziato verso le 21:15 mentre Graziella, 75 anni, e il marito, 83, erano in casa. A chiamarli ed avvisarli di quello che stava accadendo fuori Perla ed Emi, mamma e figlia, le 2 cagnoline che hanno avvisato abbaiando i proprietari che in pochissimo tempo si sono trovati davanti un muro di fiamme. Un innesco partito tra l'orto e il capanno, probabilmente da sotto la pianta della vite, lasciando in pochi secondi nello sconforto e nella paura i 2 proprietari. Sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Conegliano, Vittorio Veneto e della sede centrale di Treviso per un totale di 5 mezzi e 14 operatori e anche il SUEM 118 che però ha riscontrato solo una lieve intossicazione per i 2 residenti che sono rimasti a casa. Ma in loro resta lo spavento negli occhi e lo sconforto, quello non andrà via facilmente. Mi tremeva tutte le gambe, fin anche adesso qualche volta mi sente i muscoli che si muove. Però gli attrezzi del lavoro, spaccati tutti. Il lavoro di una vita in fumo, la consolazione è che nessuno si è fatto male, né le cagnoline né le adorate galline, spaventate come Graziella, ma per fortuna vive. Ora restano da chiarire le cause dell'incidente, per questo tutto il fascicolo è già in mano ai carabinieri di Pieve di Soligo, nessuna pista esclusa, nemmeno quella dolosa. Il rispetto e la memoria sono stati il fil rouge del tradizionale concerto di fine anno al Pala Alberta di Montegrotto, suonato dagli alunni delle scuole medie Vivaldi e Facciolati. Un momento speciale anche per ricordare Nicolò Legnaro, scomparso poco tempo fa. Sono state le classi prime con il medley dell'Ultimo dei Moicani ad aprire la 4ª edizione al Pala Alberta di Montegrotto del concerto che unisce gli alunni delle scuole Vivaldi e Facciolati di Montegrotto e Torreglia. Fil rouge della serata e di un anno di intenso lavoro, il tema del rispetto proposto dal club Inner Wheel di Padova. Per noi rispetto vuol dire tante cose, vuol dire rispetto ad esempio delle diversità, il rispetto delle emozioni, il rispetto di ciò che ci ha preceduto e di ciò che verrà.
La musica, l'arte che permette di ottenere il bello attraverso l'unione delle differenze. Il rispetto chiede ascolto e cuore. Viverla con emozione, ma anche con impegno e responsabilità, perché l'impegno di ciascuno ricade non solo su se stessi, ma anche sul risultato finale di tutti. Quindi è un gioco di squadra dove tutti vincono con l'apporto di ciascuno. Viva la musica che unisce! La serata è stata dedicata a chi è mancato nel corso dell'anno, in particolare al piccolo grande eroe Nicolò Legnaro, figlio dell'ex sindaco di Torreglia, spentosi lo scorso marzo. Sicuramente Nicolò ha tracciato un solco, ha detto questa è una strada bella, quella di distribuire bellezza. L'augurio che vogliamo farvi ragazzi è quello di distribuire bellezza. Dopo le classi prime è toccato alle seconde, poi al gruppo rock. Sono state le terze a chiudere la serata con la sinfonia dall'opera Nabucco di Verdi, un momento vissuto con particolare intensità da chi chiude un capitolo importante della propria vita e si appresta a iniziare un nuovo percorso di crescita che li porterà piano piano a diventare adulti senza abbandonare quella parte di bambini che li rende così speciali. E questa era anche l'ultima notizia di oggi. Dopo la sigla, le previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.